massimo esponente della Chiesa Agrigentina va in moschea alla fine del Ramadan. Da lunedì le riaperture, ma un over 60 su 2 in Sicilia non è vaccinato, colpa della psicosi AstraZeneca. Uno dei 2 commissari nominato dal prefetto si dimette e ritiene illegittimo il commissariamento dei commissari. Calcio eccellenza, i prossimi appuntamenti delle squadre agrigentine, mancano un paio di incontri alla fine del campionato. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Finito il Ramadan, la Chiesa Agrigentina fa visita alla moschea di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Visita ieri di Don Franco alla moschea di Agrigento, sita in piazza Ravanusella, che ha coinciso con la fine del Ramadan. Ad accompagnare Don Franco anche Don Damiano, suo coadiutore. Ad accoglierli l'imam della moschea Majub Reslan e Azad bin Arbash, presidente dell'associazione Oltremare. Don Franco ha voluto recarsi alla moschea il giorno dopo il Ramadan, considerando che a breve lascerà la guida della diocesi all'arcivescovo Don Alessandro, che per l'occasione gli ha voluto passare il testimone di questa nostra amicizia, ha detto Don Franco, nell'auspicio che la stessa possa continuare a camminare insieme a voi per i prossimi anni. Don Franco ha altresì sottolineato come la presenza dell'imam durante l'ordinazione episcopale di Don Damiano sia stato un motivo di gioia, in quanto ha dimostrato come la stessa stia crescendo nel tempo. L'imam e la comunità hanno ben accolto Don Franco e alla fine hanno donato un caffettano in loro ricordo, oltre che a un momento di convivialità. Con il nome di Allah il misericordioso, e pace e benedizione sul profeta Maometto e tutti gli altri profeti, vi diamo il benvenuto in una casa del creatore che ci ha creato, e voi siete amici e fratelli e amici amorevoli. نحن نسعى دائما في أن نبني علاقات طيبة مع إخواننا المسيحيين حتى نضع يدا في يد ونسير إلى الأمام ونرفع راية السلم والسلام داخل هذه القرية الرائعة الممتعة مدينة أجريجنتو. Noi siamo sempre alla ricerca dell'amicizia e del legame tra i nostri fratelli cattolici per un percorso di vita pieno di pace e benedizione e trasparenza. Quanto è importante questo momento di visita con il cardinale Don Franco? Sì, questo è troppo importante per gli amici, il vescovo, i cardinali, sì, amici di musulmani. No, musulmani, cristiani, dentro Agrigento, tutti fratelli. Per questo io farei mano con mano per loro. Il Ramadan è finito, cosa vuol dire per voi? Ramadan già finito, 30 giorni di digiuno, una bella mese di digiuno, di 5 di mattina fino alle 8 di sera. Oggi secondo giorno di Eid al-Fitr, e auguri per tutti i musulmani per Eid al-Fitr. Un dialogo che negli anni si è costruito con Don Franco e continuerà oggi con il nuovo Don Damiano? Allora, io qua per la moschea cerchiamo sempre la pace per tutti. È un momento importante per loro e proprio per questo rapporto di amicizia che c'è, essere vicini a loro in questo momento credo è proprio dirgli che questo cammino insieme può continuare. Non è la prima volta che vengo, sono venuto altre volte, abbiamo fatto delle attività in comune anche alla locanda di Maria, quindi sono piccoli segnali in un mondo dove si combatte, basta pensare ciò che sta avvenendo in Israele tra israeliani e palestinesi. In un mondo che si combatte si possono anche gettare semi di pace e di speranza, e se Agrigento diventa il luogo dove questa speranza cresce, credo che davanti al mondo diventerà un balcone importante. Il dialogo interreligioso quanto è importante in questo momento? Viviamo momenti drammatici, come lei diceva, tra palestinesi e israeliani, ma anche questi grandissimi flussi migratori che arrivano proprio da quelle parti. Ci sarebbe da dire tante volte le religioni possono separare, è la fede. E allora quando ci si riconosce credenti in un Dio, noi abbiamo il nostro, diciamo così, loro hanno il loro, ma veramente c'è la fede, là si può dialogare. Spesso i cristiani
siamo stati vittime negli anni, nei secoli, di tante torture, ingiustizie e perseguitazioni. Noi sì, ma dobbiamo dire che anche loro. Quindi la responsabilità è comune. Abbiamo bisogno di perdonarci a vicenda, ma abbiamo bisogno soprattutto di trovare i motivi per cui camminare insieme. Negli anni, lei è tanti anni ormai che è qui ad Agrigento, com'è cresciuta questo dialogo tra le due religioni, insomma una sua esperienza? Ma credo che non ci sia stato un progetto. C'è stato proprio così come quando si è per strada, si cammina insieme, ci si guarda, ci si conosce e intanto si continua il cammino e pian piano quel cammino fa diventare amici. Noi li sentiamo tali, loro ci sentono tali e questo è importante. Un uomo di 73 anni, Antonio Ienna, è morto schiacciato dal proprio trattore in contrada Balata a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. L'incidente è stato provocato dalla caduta del mezzo agricolo in un fosso. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale a Sciacca, dove è morto poco dopo per i traumi riportati. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco Leo Ciaccio, che ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari. Ripuliamo Punta Bianca, associazioni e autorità civili e militari, ma anche semplici cittadini protagonisti dell'iniziativa, un appuntamento per festeggiare anche la ripresa dell'iter per l'istituzione della riserva. Vediamo. Al via stamani l'iniziativa denominata Puliamo Punta Bianca, organizzata da Mare Amico in collaborazione con diverse organizzazioni, tra cui Mare Vivo, il Comune di Palma di Montechiaro, di Agrigento, l'Associazione di Palma Urban, Pulisci Palma, la Fidapa. Tra i vari momenti particolari quello della liberazione di una tartaruga caretta ferita e curata dall'Istituto Zooprofilattico di Palermo. Quindi è stata dipinta la barca dei migranti, fatta dall'Accademia Michelangelo. Della zona è stata chiesta l'istituzione di una riserva naturale denominata Punta Bianca. Le interviste di Giovanna Neri. Siamo in compagnia del dottore Vincenzo Monteverde dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo. Oggi sulla spiaggia di Punta Bianca è stata liberata una tartaruga caretta che era stata recuperata ferita. Ci racconti un po' la storia? Sì. Buongiorno, grazie. Siamo in questa spiaggia meravigliosa. Oggi un po' ventoso, ma comunque ce l'abbiamo fatta. La tartaruga che è stata liberata era una caretta, recuperata dalla Capitaneria di Porto di Siracusa. È stata con noi presso il centro di recupero nazionale, il centro regionale della Sicilia, presso l'istituto zooprofilattico. È stata riabilitata, aveva un amo e una lenza che sono state debitamente tolte, e dopo una terapia fluida antibiotica e quindi una ristabilizzazione del soggetto l'abbiamo tenuta in vasca per la riabilitazione, appunto utile a questo momento, che è la reimmissione in natura. La tartaruga pesava 28 kg, era in perfette condizioni e basta. Adesso è andata, ha preso il largo e per fortuna proveremo adesso a monitorarla, perché abbiamo inserito un satellitare sul carapace che permetterà appunto di visualizzare tutti i suoi spostamenti e tutte le sue migrazioni. Oggi a Punta Bianca una manifestazione dedicata alla pulizia, alla tutela, ma una manifestazione che vuole essere simbolo di rinascita e di rispetto per gli ambienti marini. Sì, questo tipo di iniziative sono assolutamente da applaudire come eventi, perché sono il punto di partenza perché si possa attuare una tutela dell'ambiente marino e dell'ambiente in generale. Ormai è chiaro che se non partiamo dai giovani, dai ragazzi, quindi dalle sensibilità ancora più giovani e meno mature, non riusciamo ad arrivare ai traguardi che ci dobbiamo assolutamente prefiggere in questi tempi. Quindi bellissima, ottima iniziativa da parte delle associazioni Mare Vivo e Mare Amico, ottima iniziativa, tanto entusiasmo ho visto dai ragazzi, anche la Guardia Costiera, anche noi della Guardia Costiera delle Capitanerie di Porto andiamo
abbiamo capito l'importanza di sensibilizzare i ragazzi alla cultura del rispetto dell'ambiente. Dal mio insediamento abbiamo subito iniziato un iter insieme alle associazioni ambientaliste, a Mare Amico, a Mare Vivo, e coinvolgendo gli enti locali e tutti gli enti interessati, perché questa area meravigliosa diventi una riserva naturale. Il governo Musumeci ci ha espresso subito parere positivo, adesso stiamo raccogliendo tutta la documentazione necessaria e io ritengo che in tempi brevi questa area, che merita al massimo della protezione proprio perché è meravigliosa, ha dimostrato tutta la sua bellezza in questa giornata anche emozionante con la tartaruga rimessa in acqua, ecco, che questa area possa diventare riserva naturale protetta della regione siciliana. Ha presentato un'interrogazione parlamentare per richiedere l'istituzione a Punta Bianca di una riserva naturale. Proprio qualche giorno fa, sollecitato dall'associazione ambientalista del territorio, Mare Amico, di Spiagge Pulite, ho depositato questa interrogazione al Ministro della Transizione ecologica Cingolani per informarlo dello stato di fatto dell'area di Punta Bianca. Oggi ci siamo resi conto ancora una volta essere una risorsa preziosissima per Agrigento, per l'ambiente, ricca di biodiversità e per questo motivo deve essere tutelata attraverso l'istituzione di una riserva naturale. Prenderà il via oggi il servizio civico sul comprensorio denominato Scala dei Turchi. Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ha convocato stamani nella sala giunta del Palazzo di Città i giovani realmontini da impegnare per l'espletamento del servizio civico Scala dei Turchi. I soggetti prenderanno in servizio a tutela della vigilanza delle aree fruibili del sito della Scala dei Turchi. L'azione progettuale del servizio civico è quella di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo, promuovere la cultura del lavoro. I 6 operatori durante la mattinata e di pomeriggio presiederanno tutto il comprensorio, segnalando alle autorità competenti eventuali situazioni di criticità a tutela delle aree comprese nel sito della Scala dei Turchi e dei loro visitatori. Finalmente parte il servizio civico della Scala dei Turchi, afferma il sindaco Lattuca. I ragazzi ci aiuteranno a disciplinare e contingentare l'ingresso nelle aree fruibili del comprensorio, così si potrà tutelare al meglio l'intera collettività e i turisti che fruiranno dalle spiagge. Finalmente domani mattina partirà il servizio civico Scala dei Turchi. Se i ragazzi ci aiuteranno a disciplinare e a contingentare l'ingresso nelle aree fruibili del comprensorio, è chiaro, così si potrà anche tutelare al meglio l'intera collettività che va a fruire di queste spiagge meravigliose, e quindi ancora una volta la comunità di Realmonte getta le basi per una crescita che passi attraverso la bellezza e il territorio. In occasione delle giornate di primavera del FAI, Luoghi del Cuore, particolare curiosità merita un piccolo spazio espositivo all'interno della villetta comunale di Agrigento dedicata alla famiglia Casesa, classificata prima nella Città dei Templi, denominato Officina delle Tradizioni Popolari Siciliani, nel cuore di Girgenti. Arturo Cantella. Un riconoscimento allo spazio sito a Porta di Ponte realizzato dall'Officina delle Tradizioni Popolari dedicate al grande maestro del folk siciliano con il gruppo del Valdacragas, Gigi Casesa, è stato insignito oggi di una targa come segno di riconoscimento al primo posto ottenuto nello scorso concorso dei luoghi del FAI di primavera, avendo avuto tantissimi consensi. Stamani la visita del sindaco Franco Miccichè, dell'assessore Marco Zambuto, con momenti di spettacolo con il maestro Tom Sinatra e il giovane Federico Mungiovi, e lo spettacolo dell'Opera dei Pupi. A fare gli onori di casa il presidente regionale del FAI, Giuseppe Taibi. Sì, in verità le giornate FAI di primavera in Sicilia, essendo ancora zona arancione, sono state spostate al 5 e 6, di giugno ovviamente, però oggi è importante essere qui perché questo sarà uno dei luoghi valorizzati appunto con le giornate FAI ad Agrigento. Va ricordato comunque che questo luogo è stato votato come primo luogo del cuore di Agrigento e ha ottenuto oltre 3.300 voti, e quindi è stato importante, come dire, essere qui e scoprire questa targa. Vi invitiamo quindi tutti a partecipare alle prossime giornate FAI di primavera 5 e 6, apriremo luoghi, come si dice, apriamo le porte dell'incredibile, ma ci saranno anche i giovani ciceroni, sarà un momento di ripartenza e anche un momento di raccolta fondi. Oggi è un giorno importante, un altro tassello importante per la nostra Agrigento,
anche dal punto di vista culturale. Qui alle mie spalle c'è una fontana che abbiamo ripristinato, poi c'è anche l'Officina Casesa. Oggi si è anche inaugurato il primo luogo del Cuore Fai, qui proprio al centro di Agrigento, quindi penso che è importante anche evidenziare il connubio che c'è stato tra associazioni private e amministrazioni pubbliche come l'amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale. Un bellissimo luogo, il luogo dell'identità, della storia della Sicilia e della città di Agrigento, la rappresentazione di questo spazio nel quale c'è tanta storia agrigentina, una tradizione, il Val d'Agragas, il folklore, è un luogo di identità e di memoria. È importante recuperare questa dimensione soprattutto per trasferirla ai più giovani. È un doppio momento perché sono legato sia come fai a questo luogo ma anche personalmente, perché ho fatto parte del gruppo Val d'Agras per 10 anni, per cui dentro ci sono tanti miei cari ricordi insieme a zio, io lo chiamavo zio Gigi Casesa, veramente sono cresciuto con lui, ci sono tanti ricordi miei personali, per cui capisci l'emozione mia in questo momento, diciamo, nell'inaugurare questo posto, soprattutto nello scoprirlo come luogo del Cuore Fai, perché io faccio parte della delegazione FAI, sono il segretario da tanti anni, per cui anche lì l'impegno, diciamo, si è un po' fuso, si è unito nelle due qualità. Ecco. Devo dire che sono felicissimo di essere stato qui oggi dietro invito del mio fraterno amico Lello Casesa, di tutta la famiglia Casesa, per l'inaugurazione di questo centro culturale, perché questa è cultura, dedicata al mio grande amico Gigi Casesa, a cui volevo un'infinità di bene e lui ne voleva a me. Siamo qua oggi assieme a Giuseppe Taibbi, al sindaco, a tutte le persone innamorate dell'arte e dell'iniziativa a festeggiare un evento, come diceva il sindaco, un altro tassello bellissimo per questa città, qui nel cuore di questa meravigliosa Agrigento. E adesso ci stavamo divertendo davanti a un mandolino e una chitarra a suonare, perché si è musicisti in ogni circostanza. Anche davanti a qualsiasi situazione, quando si vede una chitarra si ritorna come bambino, un po' come il pallone. È stato molto formativo anche, diciamo, per la mia esperienza professionale e musicale. Io studio chitarra classica e contemporaneamente comunque a livello amatoriale studio, diciamo, il mandolino, e sono sempre, diciamo, degli eventi molto formativi e culturali anche per noi giovani, e quindi che ci coinvolgono a tutti gli effetti, sia come membri anche del gruppo Val d'Agras, che comunque ci tengono molto attivi in queste bellissime eventi, ecco, in questi bellissimi eventi. La Sicilia da lunedì si risveglierà in zona gialla, ma un over 60 su 2 non è vaccinato. L'isola resta penultima in Italia per somministrazioni. Pesa ancora la psicosi per AstraZeneca. Vediamo. La Sicilia da lunedì passa in zona gialla. Ho appena sentito il ministro della Salute Roberto Speranza che sta per firmare il relativo decreto. Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare. Provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè che più hanno finora sofferto. Teniamoci caro questo risultato con senso di responsabilità e con il rispetto verso le norme di prevenzione. La battaglia finale si vince solo quando tutti i siciliani si saranno accostati al vaccino. Così il presidente Nello Musumeci sulla sua pagina Facebook nel comunicare: un piccolo ma decisivo passo in avanti al suo popolo, oggi stanco di una crisi che più che sanitaria è economica. La Sicilia da troppo tempo ormai ha fame, vuole tornare ad alzare quelle saracinesche ormai polverose ed arrugginite. Oltre un anno di inattività, di immobilismo, di rinunce. E dunque cosa ci attende dal prossimo 17 maggio? In zona gialla, lo ricordiamo, è possibile spostarsi all'interno del comune, tra comuni diversi e tra regioni dello stesso colore. Il coprifuoco ad oggi rimane fissato per le 22. Dopo questo orario sarà necessario munirsi di autocertificazione per potersi spostare anche all'interno del proprio comune. Ristoranti sia a pranzo che a cena, ma solo all'aperto. La misura è stata introdotta dal nuovo
Decreto Covid firmato dal presidente Mario Draghi. La riapertura dei ristoranti al chiuso, ma solo al pranzo, avverrà a partire dal 1° giugno prossimo. Resta invece sempre consentito il servizio da asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. Possono sedersi al tavolo massimo 4 persone, a meno che non si tratti di conviventi, con una distanza minima di 1 metro tra i commensali. I bar possono restare aperti fino alle 22 con servizio al tavolo. Si può consumare solo al tavolo e solo all'aperto, anche in caso di pioggia. Anche il pagamento è consigliato all'aperto, ma qualora non fosse possibile il gestore può concedere il pagamento all'interno. Ci si può spostare per raggiungere le seconde case fuori regione, a prescindere dal colore della regione stessa di provenienza e di quella di arrivo. L'importante è poter giustificare di avere il titolo di andare in quell'abitazione. Verrà chiesto di compilare l'autocertificazione. L'abitazione non deve essere abitata da altre persone non conviventi. Sono previsti i ricongiungimenti tra partner o coniugi, ma solo nella residenza, domicilio, abitazione. Nello specifico, la terza rappresenta il luogo dove si vive abitualmente. Il ritorno alla residenza è sempre consentito, tutto a prescindere dal colore della regione. Riapertura per cinema, teatri e musei e sale da concerto nelle regioni in zona gialla, con regole però sempre stringenti. Dalla prenotazione dei posti a sedere alla distanza di sicurezza almeno 1 metro tra gli spettatori, la capienza delle sale non supererà comunque il 50% del totale. Si prevede un massimo di 1000 persone all'aperto e 500 negli spazi chiusi. Bisognerà indossare la mascherina. Parrucchieri e barbieri non subiranno alcuno stop. Nelle zone gialle quindi continueranno a funzionare normalmente. Chiudono invece tutti i centri commerciali nei festivi e prefestivi, dunque per i weekend, perché considerate zone in cui c'è un alto rischio di assembramento, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole che si trovano al loro interno. Tutti gli altri negozi restano aperti nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Il decreto in vigore dal 26 aprile già cambia anche le regole per la scuola. Didattica in presenza al 100% per le scuole primarie, secondarie di primo grado, mentre per le scuole superiori la didattica in presenza comprenderà dal 70% al 100% delle ore di lezione. Calcetto, yoga, pilates, piscine, sport di squadra, allenamenti, a partire già dal 26 aprile, quelli all'aperto sono possibili. A giorni ci saranno ulteriori allentamenti nelle disposizioni per il contenimento del Covid-19. La dichiarazione del Ministero della Salute che appunto classifica la Sicilia e Palermo come zona gialla è il punto di arrivo ma anche di passaggio dopo tanti sacrifici, tante rinunce, dopo l'esigenza di dover affrontare delle restrizioni che sono state certamente fondamentali per raggiungere questo obiettivo. Lo spirito di responsabilità della stragrande maggioranza dei palermitani e dei siciliani ha reso possibile raggiungere questo obiettivo, che viene rafforzato da una campagna di vaccinazione che deve crescere, deve aumentare e che deve richiamare la responsabilità di tutti, perché vaccinarsi è il modo migliore per poter consentire la riapertura delle attività economiche. Hanno tanto sofferto e quindi io credo che il senso di responsabilità di tutti sia il modo migliore, come dimostra il passaggio in zona gialla, il modo migliore per poter consentire alla nostra città di riprendere un cammino bruscamente interrotto nel marzo dell'anno scorso. Coronavirus, il punto settimanale con il commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Vi anticipo che già dalla prossima settimana un po' cambiamo la sequenza di questo intervento, perché ci focalizzeremo meglio sui vaccini e sulle tipologie, sull'ordine, sulle disposizioni che vengono date e su alcuni consigli che vi vorremmo dare una volta che si aprirà il secondo hub, che sarà l'hub di Sciacca, e la nostra provincia potrà lavorare in maniera più equilibrata anche per i cittadini che graveranno su Agrigento, la parte orientale della nostra provincia, e Sciacca per la parte occidentale. Però oggi continuiamo così come abbiamo fatto, parliamo del nostro pachiderma che comincia a sgonfiarsi in maniera significativa, perché settimana scorsa eravamo sui 1.300, se vi ricordate, attualmente positivi. Oggi invece noi abbiamo una condizione che ci porta al di sotto dei 1.000, quindi c'è stata un'ottima riduzione dei positivi, quindi il virus inizia a circolare meno in mezzo a noi e capiremo dopo perché. Anche la situazione degli ospedali in questo momento ci vede particolarmente favorevoli come accoglimento di questa novità.
abbiamo 0 pazienti alle terapie intensive di Sciacca, Sciacca è un discorso a parte perché adesso man mano che si svuota andrà a sostituirsi con Ribera, 0 terapia intensiva a Agrigento, che era una cosa che non si verificava da un bel po', quindi ovviamente questo mio tono soddisfatto dovete sempre prenderlo con quelle cose che vi dirò alla fine. Non culliamoci, perché questo maledetto che gira in mezzo a noi, questo virus che continua a girare in mezzo a noi, non ci sta nulla con una festa, con una qualsiasi nostra imprudenza a riprendere strada. Però ci sono delle variabili importanti. Intanto prendiamoci i dati che ci sono oggi. Noi stiamo liberando totalmente Sciacca per fare in modo che l'ospedale di Ribera Covid, per il quale sono stati spesi dei soldi, e quindi non è il direttore o la comunità o l'ASP che vuole destinarlo a Covid, noi abbiamo avuto un finanziamento, l'abbiamo speso e abbiamo il dovere di far sì che questo finanziamento sia stato ben speso. L'ospedale di Ribera in questo momento non ha nessuna terapia intensiva, mentre in subintensiva ha 6 pazienti e 7 pazienti in medicina. Quindi anche qua i numeri sono in riduzione perché anche la medicina si sta riducendo. Però la buona notizia è che le nostre terapie intensive di Covid si sono svuotate. E allora già da stamattina parte la disposizione, una raccomandazione, diciamo un memo ai nostri dirigenti, perché finalmente riprendiamo a curare con maggiore intensità i pazienti che normalmente non sono stati curati per eventuali sale occupate al Covid, e quindi dobbiamo recuperare le liste d'attesa e i pazienti fragili che hanno sofferto del fatto che il Covid ha preso gran parte delle nostre attenzioni. E allora vi volevo dare qualche altra notizia. Noi in questo momento abbiamo come vaccinazioni, siamo arrivati a 151.000 somministrazioni. 151.000 somministrazioni sono un buon risultato perché abbiamo 111.000 Pfizer, 10.000 Moderna, quasi 30.000 AstraZeneca. E allora la buona notizia che vorrei dare io, ovviamente non sono originale in questo, è quello che queste vaccinazioni, anche se non complete, con la seconda dose, iniziano a darci una copertura sia dai positivi che cioè dal fatto di diventare positivi che dal fatto di ammalarci. Infatti vi faremo vedere il calo drastico dato fonte Istituto Superiore di Sanità dei positivi e dei malati per gli over 80. Gli over 80 sapete che in Italia noi abbiamo quasi completato, ma siamo al 90% così come il resto dell'Italia. Gli over 80 sono quelli che sono stati quasi tutti vaccinati, il 90%. In questi pazienti a livello italiano l'Istituto Superiore di Sanità ha una statistica aggiornata al 13 o al 12, quindi ieri o avanti ieri, ci dice che la mortalità, la morbilità e il tasso di contagiosità, quindi di positività di questi ottantenni, ultraottantenni, si è ridotto quasi a 0. Quindi questo cosa ci sta a dire? Che il vaccino, i vaccinati e le persone che si sono vaccinate iniziano a essere coperte sia dal fatto di contagiarsi ma soprattutto dal fatto di ammalarsi, e soprattutto il dato importante è che dei morti che ci sono adesso, che anche uno è sempre tanto, ma ovviamente dobbiamo considerare il dato quindi negativo per il fatto che le persone morte purtroppo dispiace a tutti, però consideriamo il fatto che non muoiono più gli ultraottantenni proprio per queste motivazioni. Un vero e proprio scossone all'interno della gestione del servizio idrico. Ex dirigenti acque, uno dei 2 commissari Giuseppe e Massimo Dell'Aira, nominato dall'allora prefetto di Agrigento Dario Caputo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, affidando i motivi ad una lunga lettera inoltrata anche alla Procura della Repubblica. L'ormai ex commissario straordinario ritiene singolare e illegittimo il commissariamento dei commissari prefettizi ad opera del commissario giudiziale. Il riferimento è al commissario nominato dal Tribunale fallimentare di Palermo, Aurelio Mirone, che deve valutare l'eventuale ammissibilità dei debiti accumulati dall'ex dirigenti acque, che sfiorerebbero i 100 milioni di euro.
ASP di Siracusa faccia a faccia in commissione Ars tra Ficarra e Iacolino. Oltre 3 ore di audizione faccia a faccia tra l'ex direttore generale dell'ASP di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, e l'ormai ex direttore amministrativo della stessa azienda, Salvatore Iacolino. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si è conclusa con un rinvio alla prossima seduta l'audizione avvenuta in videoconferenza presso la sesta commissione dei servizi sociali e sanitari alla Sala Pompiana dell'Ars alla Regione Siciliana, indetta dalla sua Presidente onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, durata per oltre 3 ore. I punti all'ordine del giorno hanno riguardato l'audizione in ordine alle recenti decisioni concernenti l'organizzazione aziendale dell'ASP di Siracusa, che hanno visto coinvolti il manager della stessa azienda sanitaria provinciale di Siracusa, dottor Lucio Ficarra, già alla guida qualche anno fa dell'ASP ad Agrigento, e il dottor Salvatore Iacolino nella sua qualità di direttore amministrativo della stessa ASP, anche lui alla dirigenza di quella agrigentina. Lucio Ficarra ha adottato la decisione di esautorare dal suo incarico Salvatore Iacolino. L'audizione è stata chiesta a suo tempo dalla parlamentare di Forza Italia, la siracusana Daniela Ternullo, per avere ampie delucidazioni sulle motivazioni del provvedimento preso. Lo scontro potrebbe avere anche il sapore politico, visto che l'ex parlamentare azzurro europeo Totò Iacolino ha dichiarato di aver ricevuto la prima contestazione proprio il giorno 7 ottobre, vale a dire, guarda caso, quello dopo le elezioni amministrative, ove entrambe, direttamente o no, erano impegnati per vie diverse. Più enigmatico e criptico l'intervento di Lucio Ficarra all'audizione, che ha detto di non voler riferire nulla sulla vicenda in quanto c'è in corso una vicenda giudiziaria. È stato anche sentito l'ingegner Mario La Rocca, dirigente del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica. Secondo lui la Commissione regionale Sanità non è l'istituzione competente a discutere su quanto accaduto, dovrebbe essere di pertinenza della giustizia ordinaria. All'audizione ha anche assistito il parlamentare di 5 Stelle, Giorgio Pasqua, come componente della sesta commissione, che ha affermato come dietro le quinte della questione Ficarra-Iacolino si celano interessi ed equilibri politici. Anche i sindacati siracusani della triplice CGIL, CISL e UIL hanno preso parte attiva alla vicenda Ficarra-Iacolino con un documento inviato al direttore dell'ASP, al presidente della regione Musumeci, che al momento detiene l'interim sull'assessorato alla sanità, lamentando il mancato riscontro sui reali motivi che hanno spinto il Ficarra alla revoca dell'incarico al direttore amministrativo dell'ASP 8 di Siracusa Iacolino. Per i sindacalisti della CGIL, CISL e UIL l'immediata destituzione di Iacolino senza una motivata giustificazione determinano una situazione di inquietudine e di tensioni nelle relazioni sindacali, specie in questo momento di pandemia, ove entrambi i personaggi dovrebbero essere coesi per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Nella vicenda entra in campo anche il parlamentare Pippo Gennuso del PD, che a favore di Iacolino prende netta posizione, affermando come il provvedimento è anomalo e ha determinato l'improvviso recesso in danno a Totò Iacolino. Il parlamentare sostiene che siano state inconsistenti le argomentazioni di Lucio Ficarra in ordine a un provvedimento lunghissimo che disvela ragioni diverse, probabilmente di natura politica, la base del recesso. L'onorevole Pippo Gennuso ha anche preannunciato un'interrogazione parlamentare al presidente della regione Musumeci, che vede anche il sostegno di diversi parlamentari. Martedì prossimo, seconda edizione con la decisione finale. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. A Polizzi Generosa la visita dell'assessore regionale Falcone alla caserma dei Carabinieri. Vediamo. Oggi a Polizzi Generosa fare un sopralluogo sulla caserma dei Carabinieri, la cui iniziativa è data da un finanziamento del governo Musumeci tramite la città metropolitana di Palermo. I lavori sono quasi conclusi, per cui era giusto, assieme al sindaco Librizzi, ma anche al colonnello Albano, assieme al comandante della stazione dei Carabinieri Tomasello, fare un sopralluogo, fare una visita all'impresa, al cantiere, per capire lo stato dei luoghi, lo stato dei fatti e come questa opera sta procedendo. Siamo particolarmente soddisfatti anche perché è una caserma che si trova vicino a una chiesa molto antica del 1300, era un ex convento che è stato ristrutturato e adibito appunto a presidio di legalità.
Oggi quindi 300.000 euro sono stati spesi, sono stati stanziati dalla Regione siciliana per ripristinare, per restituire un luogo dignitoso, decoroso, perché appunto l'Arma dei Carabinieri possa essere messa nelle migliori condizioni per garantire sicurezza, trasparenza e soprattutto garanzia per tutti i cittadini di Polizia Generosa, ma anche del circondario. Mai più scempi, un progetto che intende puntare i riflettori sui siti pubblici abbandonati ed immersi nel degrado. C'è il servizio. Mai più scempi non punta il dito nei confronti della politica o delle istituzioni. Primo perché sono decine e decine di anni che questi luoghi sono diventati scempi. E quindi non questa amministrazione, non la precedente, neanche quella ancora prima. Noi puntiamo il dito nei confronti del silenzio dei cittadini che negli anni, in qualche modo, si sono assuefatti allo scempio, alla bruttura, alla mancanza di opportunità. Mai più scempi è questo che veramente vorrebbe che si modificasse nella mente e nelle azioni dei nostri cittadini, ovvero sia la volontà non solo di riappropriarsi di questi luoghi, ma di riconoscere le opportunità che questi luoghi possono darci. Io sono assolutamente affezionato a due aree tra quelle che abbiamo evidenziato. La prima in assoluto è il cimitero monumentale, perché racconta la storia della nostra città. Ripeto più di una volta nel video proprio del cimitero monumentale che se vuoi conoscere Messina, se vuoi conoscere cosa Messina è stata, è al cimitero monumentale che devi andare. La seconda area che secondo me rappresenta l'opportunità più rapida e più fattibile è l'ex area Sanderson. 70.000 metri quadrati di capannoni che hanno un indirizzo, che hanno una vocazione assolutamente mirata alla produzione di idee, ma alla produzione di nuovi imprenditori. Una delle cose che in questo momento in città sta venendo a mancare. È morto Alfonso Zambuto di Agrigento, appassionato alla filologia e alla lingua siciliana. Ha lavorato sino alla pensione all'ufficio tecnico del comune di Agrigento. Arturo Cantella. È venuto a mancare qualche giorno fa un uomo straordinario, la cui energia, passione e dedizione lo hanno accompagnato fino all'ultimo respiro della sua preziosa esistenza. Con l'annuncio di questa nefasta e sciagurata notizia se n'è andato un amico, ma soprattutto un compagno leale di tantissime battaglie. Un conforto nei momenti difficili, ma al contempo un punto di riferimento per ogni consiglio. Si tratta del cavaliere Alfonso Zambuto. A comunicarlo in un suo comunicato stampa è Vittorio Agro, nella qualità di presidente dell'Accademia Cultura e la Lingua Siciliana. Il massimo termine di intersezione sul quale i nostri cammini, continua Agro, convergevano era sicuramente il siciliano e l'amore per la Sicilia. Su questa visione le nostre azioni furono importantissime, partendo dall'archè che diede origine a tutto, da quando cioè mi parlò dei suoi, che poi divennero anche nostri, ambiziosi progetti sulla rinascita e la riscoperta dei valori siculi, a partire proprio dalla lingua, passando per le innumerevoli avventure esperite nel corso di questa nostra unione speciale con viaggi volti a promuovere la lingua siciliana in tutte le vaste aree dell'isola, fino a giungere alla più recente istituzione dell'attuale Accademia Cultura di Lingua Siciliana, di cui ci tengo a sottolineare, precisa Agro, con decisa e particolare fermezza, il sottoscritto e il cavaliere Alfonso Zambuto sono stati gli unici promotori e cofondatori. Tra le tante iniziative di spessore anche un convegno partecipato svoltosi presso la Sala Gialla dell'Ars lo scorso 5 aprile 2019 che ha visto la presenza e la partecipazione di tanti cultori della lingua siciliana. Risulterebbe superfluo, financo pleonistico e riduttivo enumerare la sua sconfinate qualità e virtù dianoetiche che lo hanno caratterizzato per la durata della sua intensa vita.
Mi limito, continua Gros, a ricordarlo in maniera schietta e semplice, proprio come egli era nella sua natura essenziale, lontano da ogni arzigolato pregiudizio e artificiosa vacuità, al contrario, sempre con i piedi piantati per terra, legato alla praxis del lavoro e alla machiavelliana verità delle cose. Un saluto affettuoso per l'ultima volta, auspicandogli un sereno e meritato proseguo nell'altra vita. Adesso lo sport, calcio, eccellenza, girone D. C'è il servizio di Carmelo Lentini. Ancora una giornata campale nel campionato di eccellenza Girone A. Diverse le gare dall'esito incerto che potrebbero influire sulla prossima griglia play-off. Torna a giocare in casa il Canicattì di Pippo Romano con l'Ostica Folgore, in piena corsa per un piazzamento di prestigio. La compagine biancorossa invece è obbligata a vincere per non staccarsi dalle zone nobili. Sulla carta sembrerebbe una partita dall'esito scontato, ma attenzione a questo Marsala, formato giovane che potrebbe tirare qualche tiro mancino. Scontro dall'esito incerto al Pian del Lago, dove la squadra bianco-scudata ospita l'ostico Don Carlo Misilmeri. Match di cartella all'Esseneto, con l'Acragas che riceve una delle due capoliste del torneo, vale a dire il Mazzara. Per questa sfida è stato chiamato un arbitro di Rimini, Michele Beltrano, il quale verrà assistito da Brian Sanfilippo e Nicola Conticello, entrambi di Catania. Chi se ne sta a guardare serenamente la giornata invece è la San Cataldese che al Valentino Mazzola riceve il CUS Palermo. Oramai mancano un paio di turni alla fine del campionato e l'obiettivo rimane il migliore piazzamento possibile. Queste le gare in programma questa domenica. Acragas Mazzara, Canicattì Folgore, Marsala Marineo, Nissa Misilmeri, San Cataldese CUS Palermo. Tutte le partite dovranno giocarsi a porte chiuse ed inizieranno alle 16:30. Saliamo adesso di categoria, ricca di confronti tra le formazioni siciliane la 29esima giornata, 12esima di ritorno del girone I della Serie D. Tutti molto delicati riguardanti sia l'alta classifica che la zona salvezza. Trasferta insidiosa per la capolista CR Messina, attesa dal San Luca, che occupa il quarto posto in classifica, ma non è facile ed è pure in casa l'impegno invece dell'altra FC Messina, che ospita la Ciriale. Intanto sono state rinviate Dattilo Sant'Agata, questa gara mercoledì 2 giugno, e il Cilento Torrente, ma vediamo il quadro completo della giornata. Castrovillari Cittanovese, Dattilo Sant'Agata, come abbiamo detto prima, rinviata, Gebson Rotonda, FC Messina Cireale, Paternò Ragusa, Roccella Biancavilla, Santa Maria Cilento Torrente è stata rinviata, Troina Licata. E concludiamo con un importante riconoscimento per il presidente del Comitato regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti Sandro Morgana. In questi giorni il prefetto di Palermo, dottoressa Chiara Armenia, ha consegnato l'onorificenza di cavaliere conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il riconoscimento è stato conferito per particolari meriti sportivi nell'ambito dell'attività di vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti. Al presidente Sandro Morgana vanno le congratulazioni dell'intera redazione di Televideo Agrigento. Mister Di Gaetano, domenica la super sfida, big match all'Esseneto, Acragas Mazzara, servirà un'Acragas perfetta per provare a portare a casa i 3 punti? Sì, sicuramente servirà una squadra perfetta, ma non solo contro il Mazzara, ma contro qualsiasi altro avversario. Se non fai la partita della vita rischi di fare poi brutte figure, quindi dobbiamo essere consapevoli comunque che siamo in crescita, stiamo crescendo appunto partita dopo partita, quindi sotto questo aspetto siamo molto fiduciosi. Poi è normale che incontri una squadra che fino adesso è imbattuta, ha un rollino di marcia impressionante, quindi è giusto portargli tanto rispetto, ma allo stesso tempo bisogna fare qualsiasi per vincere la partita. Come è arrivata a questa partita molto importante per la classifica dell'Acragas? Sì, ma noi ripetiamo già da parecchio tempo che la classifica può contare o non può contare. Se dici che non conta magari rischi di lanciare un messaggio sbagliato, se dici che conta magari
probabilmente puoi caricare troppo di responsabilità. Secondo me sono partite che vanno vissute, vanno giocate con la giusta determinazione, ma allo stesso tempo con la giusta leggerezza mentale. Solo così puoi provare a vincerle tutte da qui in avanti e poi quello che sarà la classifica finale poi ce la prenderemo. Ti chiedo se stai già pensando ai triangolari. Ma io ci ho sempre pensato ai triangolari, non l'ho mai nascosto, tant'è che nella prima parte, o meglio nell'avvio della ripresa, abbiamo lavorato in un certo modo, consapevoli del fatto che a giugno ci saranno dei triangolari da giocare, quindi lì dovresti avere una condizione fisica ottimale. Abbiamo lavorato per quello e contiamo di arrivare a quel punto lì, appunto nella migliore condizione possibile. Alfonso Cipolla, domenica arriva all'Esseneto il Mazzara capolista, servirà sicuramente una partita perfetta in ogni reparto per provare a portare a casa l'intera posta in palio. Sì, sarà una bella partita, perché comunque loro stanno facendo abbastanza bene, sono in testa alla classifica insieme alla Sangatardese. Noi proveremo sicuramente a vincere la partita per sperare nel miglior piazzamento possibile in classifica. Sicuramente sì, bisognerà fare una grande partita sotto tutti i punti di vista e sotto tutti i reparti. Come sta l'Akragas? Stiamo crescendo. Nelle prime partite abbiamo avuto un po' di difficoltà, dovute sicuramente alla ripresa degli allenamenti, una piccola preparazione e quindi abbiamo fatto un po' di fatica, però adesso stiamo smaltendo il lavoro fatto e penso che si sta vedendo dalle prestazioni, dalle ultime prestazioni. Siamo in crescita. Tu sei un ex Mazzara, per te sarà una partita speciale? Sì, 2 stagioni fa ero a Mazzara e ho vissuto momenti belli, momenti un po' meno belli, però diciamo che tutte le esperienze le guardo con il lato positivo. Ho conosciuto molte persone con cui tuttora sono legatissimo e sarà una partita, sì, una bella partita personalmente. Un'ultima domanda, quest'Akragas e questo organico può centrare l'obiettivo della Serie D? Sì, ne sono convinto che per l'organico che siamo, per la società che siamo, per i tesserati, i giocatori che siamo, secondo me alla lunga possiamo riuscirci. Sicuramente ci vorrà molta determinazione, molta concentrazione, soprattutto nelle partite decisive, però sono convinto che alla lunga possiamo dire la nostra. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.